Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Ucciso con un coltello da cucina di grosse dimensioni, proseguono le indagini per la morte di Santorre, trentenne pasticcere, ucciso da un parcheggiatore abusivo senza permesso di soggiorno, che è stato arrestato. Dolore, rabbia e la richiesta di maggiore sicurezza da parte dei cittadini che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Il sindaco trentino: chi non merita se ne deve andare. È ancora in coma il commerciante dello Sri Lanka preso a sprangate a Palermo, ignoto il motivo dell'aggressione. La chiusura dei centri Visodent, centinaia di pazienti abbandonati nel mezzo delle cure, i consigli delle associazioni dei consumatori. 2 madri per il piccolo Samuele, la storia di Vicky e Maria Rita, riconosciute legalmente dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale sui figli nati da procreazione medicalmente assistita all'estero. Il lungo ponte del 2 giugno, favorito dal sole e dalle buone previsioni meteo, sarà boom di turisti. Calcio, il Catania, dopo i passi per provare ad acquisire Torre del Grifo e la definizione del ruolo di direttore generale, affronterà giorni importanti sull'area tecnica. È stato ucciso con un coltello da cucina di grosse dimensioni. Vanno avanti le indagini per la morte del pasticcere trentenne impiegato al Bar 40 a Catania, aggredito e ucciso da un parcheggiatore abusivo senza permesso di soggiorno. Sentiamo Orazio Longo. Un carabiniere libero dal servizio che aveva notato le ultime fasi della colluttazione ha rinvenuto e consegnato ai poliziotti l'arma del delitto, un coltello da cucina di grosse dimensioni sporco di sangue. Sono i dettagli dell'aggressione che ha portato all'omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re, trentenne pasticcere del Bar 40 e padre di una bimba di 4 mesi, ucciso a Ognina a Catania. 2 testimoni oculari e le immagini dei sistemi di videosorveglianza accusano un 37enne posteggiatore abusivo originario dello Zimbabwe, John Obama, in Italia senza permesso di soggiorno e già noto agli investigatori per essersi scagliato contro i vigili urbani nel 2019. Adesso nelle immagini della polizia sarebbe lui l'uomo vestito di chiaro e col cappellino mentre fugge dopo l'accoltellamento. Quando è stato bloccato dagli agenti in via Alcide De Gasperi, angolo via del Rotolo, aveva i vestiti e le mani sporche di sangue. Durante le fasi dell'arresto ha pronunciato frasi sconnesse e senza senso, riferendo il nome della vittima farneticando, riportano gli inquirenti. Da ricostruire il movente, che potrebbe essere legato a un diverbio per delle vaschette di plastica. La vittima, terminata la giornata lavorativa, si era avviata verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo. L'alterco a metà rampa con l'uomo che nel giro di poco sferra alcuni fendenti all'addome e al braccio. Il giovane, nonostante le gravissime ferite, è riuscito a fuggire verso il bar per chiedere aiuto mentre il presunto assassino fuggiva. Santorre è morto poco dopo all'ospedale Cannizzaro. In questura è stata sentita una coppia di giovani che si trovava nel porticciolo e che ha assistito alla scena del delitto. I colleghi di lavoro hanno riferito che la vittima conosceva bene l'indagato, al quale spesso tutti loro offrivano da mangiare e anche vestiti. Sul corpo di Santorre sarà eseguita l'autopsia. Il pubblico ministero ha disposto la custodia in carcere per John Obama in attesa dell'udienza di convalida. Santo è stato assassinato da un sistema giudiziario viziato dalla burocrazia, pieno di cavilli. Santo è morto per mano di chi percepisce denaro per ogni persona entrata illegalmente nel nostro paese. Santo è morto di negligenza da parte dello Stato. Così scrive in un post una collega della vittima. Un sentimento diffuso tra chi chiede più sicurezza, rispetto e giustizia. Eva Spampinato. Mi sento perché lo conoscevo Santo e onestamente non ce la faccio, ma non ne abbiamo sicurezza a Catania. Oggi in lutto non c'è solo il bar dove lavorava Santoré, c'è tutta la città, una comunità arrabbiata, indignata, che si sente sopraffatta e sola davanti ad uno stato di degrado che avanza. Non mi sento sicuro a Catania, perché se succede questo e non è perché è stata una persona di colore, perché succede anche con le persone del posto. Uno esce con la paura, perché ormai le persone hanno questa aggressività. Oggi per oggi ci dobbiamo stare zitti. Abbiamo visto che proprio ci ha fatto paura, a me e mia figlia, che portiamo spesso la bambina qua, dove ci sono le papere. A Catania non si vive più, si sopravvive. Lo dimostra l'omicidio del giovane pasticcere, che non è stata una fatalità, non è stato un incidente, è stato il risultato di un sistema di giustizia e sicurezza che fa acqua da tutte le parti. Lo dice la gente, che oggi si ferma a guardare attonita il cartello di lutto appeso al bar. Lo dice Samantha, sua collega di lavoro, che accusa Santo non è morto solo per mano di un assassino, è stato assassinato da un sistema giudiziario viziato dalla burocrazia. Santo è morto di negligenza da parte dello Stato. Continuava a rimanere là,
Sì, vuol dire che non hanno i mezzi oggi per fare diversamente. In Italia la legge deve essere più dura. La colpa è del sistema. Qua l'Italia è questa, cosa dobbiamo dire? Il problema è mantenere un ordine pubblico, una pulizia. È una città che potrebbe vivere di turismo e invece non possiamo vivere di turismo perché purtroppo non veniamo né protetti né salvaguardati. Abbiamo solo tante multe per i parcheggi, non esistono alternative. Ma quel che è peggio è che i catanesi sono rassegnati, consapevoli che chi rispetta le regole paga il prezzo più alto e che ci si deve salvare da soli. E adesso il cordoglio per la morte del pasticcere e le amare considerazioni del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Sorge l'amarezza, il dolore, lo sgomento, pensi a un ragazzo che non c'è più, pensi a una bambina di pochi mesi che non avrà più un padre e tutto questo inevitabilmente incide facendo maturare anche un senso di prostrazione. Noi dobbiamo reagire, lo dobbiamo fare prontamente, dobbiamo concentrare gli sforzi ancora più di come abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo anche essere bravi a individuare delle soluzioni alternative, dove per noi intendo non solo l'amministrazione locale, ma tutte gli apparati dello Stato, anche perché viviamo in una condizione di debolezza endemica nel momento in cui i decreti di espulsione poi non possono essere eseguiti per varie ragioni che non sto qui a dire. Però la gente si attende di poter vivere in una città più tranquilla, in una città più sicura e questo lo si può fare laddove certi soggetti che sono stati ospitati, gli è stata data la possibilità di essere accolti, ma alla fine hanno dimostrato di non meritare questa nostra generosità, questi qua se ne devono andare. Cambiamo argomento. Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia nel Catanese. La piccola era nell'auto guidata dalla madre che si è schiantata contro un muro. La bambina è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La mamma, che ha riportato diverse ferite, non sarebbe in gravi condizioni. È ancora in coma il commerciante originario dello Sri Lanka preso a sprangate a Palermo, ignoto il motivo dell'aggressione. Marco Gullà. Ancora violenza, ancora sangue a Palermo e ancora in coma il 43enne dello Sri Lanka, titolare di un'attività commerciale di via Dante, pesantemente aggredito in via Imera, colpito con una spranga da un gruppo di persone. Da giorni si trova in coma all'ospedale civico di Palermo e lotta tra la vita e la morte. La polizia indaga per tentato omicidio e soprattutto sta cercando di capire perché il 43enne, che è titolare di un'attività commerciale in via Dante, è stato aggredito. Gli agenti, dopo un sopralluogo, avrebbero trovato la spranga consegnata alla polizia scientifica per cercare impronte e per risalire agli autori del pestaggio. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere installate in zona. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato circondato dalle parti di via Emera da un gruppetto di 4-5 persone che forse, con l'intenzione di rapinarlo, avrebbero iniziato a picchiarlo. Per colpirlo, uno di loro avrebbe utilizzato una spranga in metallo. Nella stessa strada dove sarebbe avvenuta l'aggressione sono state analizzate alcune tracce di sangue. Ancora ignoto il motivo per cui si sarebbe scatenata la violenza. E torniamo ad occuparci della chiusura dei centri Visodent. Centinaia di pazienti da tutta la Sicilia raccontano le loro storie di pazienti abbandonati nel mezzo delle cure. Abbiamo contattato le associazioni di consumatori per sapere come comportarsi. Orazio Longo. Il fascicolo è aperto e sono sempre di più i pazienti che continuano a denunciare prestazioni sanitarie mai erogate o concluse nella vicenda della improvvisa chiusura delle cliniche Visodent. Il reato ipotizzato dalla Procura di Catania è quello di truffa. Centinaia di segnalazioni da tutta l'isola con cittadini che si sono ritrovati all'improvviso senza cure, senza documentazione clinica o comunicazione ufficiale, lasciati con apparecchi odontoiatrici installati, interventi in corso e con finanziamenti attivi per prestazioni mai completate o nemmeno iniziate. Cosa si può fare? Secondo l'avvocato Calì di Confconsumatori non tutto potrebbe essere perduto. Il consiglio è quello di inviare una diffida alla società invitandola alla prestazione pena la risoluzione del contratto e qualora dovesse continuare l'inadempimento si risolve il contratto principale e si risolverà anche quello collegato di finanziamento. Nelle more consiglierei di pagare comunque le rate
perché altrimenti i consumatori il danno e la beffa rischierebbero di essere segnalati quali cattivi pagatori in caso di ritardato o mancato pagamento. Per chi ha già pagato in tutto o in parte, il legale spiega che si ha diritto al rimborso delle somme, ma non conoscendo il futuro della società si dovrà capire se sarà possibile ottenerlo realmente. La Corte Costituzionale ha riconosciuto i diritti delle famiglie arcobaleno. I figli, cioè nati da procreazione medicalmente assistita all'estero, potranno avere 2 madri legali. Una sentenza che tutela l'identità dei minori e celebra l'amore e la responsabilità condivisa, come nel caso di Vicky e Maria Rita. Eva Spampinato. Dietro a quello che potrebbe sembrare una semplice legge per gli altri, per noi veramente è stato un piccolo miracolo. Vicky e Maria Rita finalmente possono essere riconosciute dallo Stato come una vera famiglia e soprattutto come 2 madri. La Corte Costituzionale infatti ha pronunciato una sentenza che cambia il destino di tante famiglie arcobaleno. I figli nati da procreazione medicalmente assistita all'estero potranno finalmente essere riconosciuti come figli di entrambe le madri. Questa è una grande conquista, prima di tutto per i bambini, perché è il diritto del minore ad essere garantito, il diritto ad avere 2 genitori sin dall'inizio, proprio dal momento della nascita. Abbiamo avuto Samuele tramite il metodo Europa. Io sono stata la madre gestazionale, quindi quello che l'ha portato in grembo, e mia moglie Vicky ha donato i suoi ovuli. Finora solo la madre biologica poteva essere registrata all'anagrafe, lasciando l'altra, la cosiddetta madre intenzionale, senza alcun diritto. Sono andata io da sola a poterlo registrare. È una cosa importante che ci hanno fatto dichiarare il falso. Come è successo anche a Vicky Caruso e Maria Rita Bellaprima subito dopo la nascita a Catania del piccolo Samuele. Lo hanno raccontato nel corso di Sicilia 24 Focus di ieri. Al comune purtroppo chiaramente si trovavano sprovvisti di un foglio alla quale io dovevo firmare, perché io ho praticamente dichiarato il falso dicendo di essere stata una ragazza, una madre single. Una lacuna che la Consulta ha definito incostituzionale perché lesiva dell'identità del minore e del suo diritto ad avere una famiglia pienamente riconosciuta. Prima cosa succedeva? Una delle 2 madri doveva fare la richiesta di adozione? Sì, un'adozione che però non era l'adozione legittimante o piena, ma era la stepchild adoption. È la vittoria di una genitorialità fatta di amore, responsabilità condivisa e diritti finalmente riconosciuti. Una 56enne si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco all'interno della sua auto nelle campagne di Contrada San Bartolo tra Niscemi e Caltagirone. La donna è stata trasferita ad urgenza in elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove c'è il reparto grandi ustionati. Il gesto sarebbe da collegare ad uno stato di fragilità della donna. È stato domato l'incendio che per 24 ore ha interessato la zona di Gela, ma a preoccupare è stata la nube tossica che si è sollevata. Gerri Italia. Giornata campale sul fronte dei roghi a Gela, dove nella giornata di ieri più fronti di fuoco hanno aggredito periferie, aree agricole e zone industriali. Il più grave è proprio nell'ex agglomerato Asi di Contrada Brucazzi. Un capannone utilizzato come deposito di plastica ha preso fuoco intorno alle 16. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da una zona incolta all'esterno e, complice il vento e la natura dei materiali stoccati, si sono poi propagate rapidamente all'intera struttura. L'incendio è diventato subito imponente, a rendere ancora più difficili le operazioni di spegnimento, la presenza di materie plastiche e la necessità di evitare la propagazione alle aree limitrofe. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Gela, anche la squadra antincendio della bioraffineria Eni intervenuta con gli schiumogeni. Nessun ferito e nessun intossicato, ma per ore una densa nube nera e tossica ha avvolto l'intera zona est della città. Il rogo è stato domato solo all'1:15 della notte, dopo oltre 10 ore di lavoro ininterrotto. Permangono focolai residui sotto osservazione, sul posto anche i tecnici di ARPA Sicilia per monitorare eventuali rischi ambientali. Ma quello di Brucazzi non è stato l'unico incendio. Poco dopo un nuovo fronte si è aperto nella riserva naturale del lago Biviere. Le fiamme partite dalla strada hanno lambito il bosco e la zona d'ingresso dell'Oasi. Nella stessa giornata un terzo incendio ha colpito l'area ovest di Gela lungo la SP8 per Butera. In mattinata le fiamme hanno invaso una vasta area di sterpaglie e un campo di frumento, arrivando a pochi isolati dall'istituto alberghiero, prontamente evacuato per via del fumo acre. Una giornata campale per Gela in lotta contro il fuoco, un test durissimo per uomini, mezzi e istituzioni. Adesso si guarda ai danni, ma soprattutto la prevenzione, perché la stagione estiva è appena iniziata.
9 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel carcere di Trapani durante un'aggressione da parte di un detenuto di origini ghanesi già noto per fatti analoghi. Dopo aver aggredito e ferito un poliziotto, nel momento in cui doveva essere trasferito in una cella singola, si è scagliato con violenza ferendo altri agenti, ha denunciato Gioacchino Veneziano, segretario della Wilpa Sicilia. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo per parlare di questo assaggio di estate. E siamo nel bel mezzo del ponte di giugno, favorito dal sole e dalle ottime previsioni meteo, boom di turisti nell'isola, tutto esaurito sugli aliscafi per le isole Eolie. Sentiamo Francesco Triolo. Un ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo e di temperature estive. Ecco quello che ci aspetta per i prossimi giorni e già oggi possiamo assistere ad una sorta di anticipo d'estate. Sole e caldo in generale in tutta la Sicilia, con temperatura intorno ai 23-26 gradi per la giornata odierna e venti che sono considerati deboli, con una leggera brezza di gregale che rende meno fastidioso il primo caldo. Le temperature poi aumenteranno nei prossimi giorni, un clima che favorirà anche le partenze in quello che è considerato un lungo ponte sino al 2 giugno e che per i messinesi si estenderà sino a martedì per la concomitanza con la festa della patrona della città. La Sicilia si conferma come una delle mete preferite, tanto che Palermo, dove all'aeroporto sono attesi 123.000 viaggiatori solo in questi giorni, Catania e la costa orientale dell'isola sono state inserite tra le 30 mete preferite dal portale di viaggi Olidu. Affollata Taormina, così come le isole Eolie, agli imbarchi dei traghetti di Messina il traffico però è stato regolare senza alcuna attesa, nonostante in mattinata, a causa di alcuni lavori al porto di Tremestieri, parte del traffico pesante è stato dirottato alla rada San Francesco. Anche Trenitalia ha aumentato i collegamenti per raggiungere più facilmente alcune delle località turistiche più apprezzate. Da domani e fino al 28 settembre, nei giorni festivi, 10 i nuovi collegamenti fra Messina e Patti sulla linea Messina-Palermo. È arrivata Etna Comics a piedi, da sola, ha pagato il biglietto, ha passeggiato in incognito tra i padiglioni del centro fieristico Le Ciminiere di Catania. Poi Greta Thunberg, attivista ambientale di fama mondiale e fondatrice del movimento Fridays for Future, non si è presentata sul palco affidando il suo messaggio all'attore di Game of Thrones, Liam Cunningham. Greta Thunberg in questi giorni è a Catania per il Freedom Flotilla Coalition From Catania to Gaza, la missione che imbarca in partenza dal porticciolo di San Giovanni Licuti a Catania, che andrà a Gaza per portare sostegno umanitario. Oggi a Giarre si è discusso di economia e politica nel corso di un workshop organizzato dalla Diocesi e di Aciriale per mettere a confronto imprenditori e istituzioni. Simona Mazzone. Quando imprenditoria e politica si incontrano, nasce un workshop mirato a concretizzare nuove opportunità di sviluppo offerte dagli investimenti pubblici. Di questo si è parlato nella sala conferenze di Radice Pura a Giarre, grazie all'iniziativa promossa da Diocesi di Acireale e Fondazione Maria Barbagallo, nel corso dell'evento intitolato Territorio Ionico Etneo, visioni e prospettive. Accorciare le distanze tra la pubblica amministrazione e gli investimenti pubblici e le forze produttive affinché si rafforzi il tessuto lavorativo, che vuole fare sì che i più giovani lavorino qui da noi. In una sala affollata da istituzioni, imprenditori e parte politica si è parlato anche degli interventi messi in atto dalla Regione siciliana. Il bando sulle strutture ricettive, 135 milioni messi a terra, a breve appunto uscirà il bando che servirà proprio alle imprese che operano nelle strutture, nel sistema della ricettività turistica. Un'altra cultura che si sta affermando, che è l'avocado. Faremo un'iniziativa a breve con la fiera di Rimini McFruit per valorizzare questa cultura e infine il tema dell'acqua. Giorno 9 giugno farò un incontro a Catania per illustrare tutte le iniziative che stiamo portando avanti per normalizzare e regolarizzare l'approvvigionamento idrico in agricoltura. Faremo un bando sulla digitalizzazione, faremo un bando sulla ricerca, faremo un bando sulle start-up innovative, sulla ricerca collaborativa. Insomma, stiamo mettendo avanti una serie di idee, di proposte, stiamo portando avanti 6 bandi in giunta. Parliamo di 1 miliardo e 400 milioni di euro che noi gestiremo come FESR, poi
c'è un'altra fetta di FSC. L'occasione è stata propizia per instaurare anche un dialogo tra pubblico e privato, grazie alla presenza di numerose aziende radicate sul territorio. Ci fermiamo, c'è una pausa, poi torniamo per parlare di calcio, in particolare dei movimenti del Catania nel settore tecnico. A tra poco. Dopo i passi per provare ad acquisire Torre del Grifo e la definizione del ruolo di direttore generale, il Catania affronta giorni importanti sul fronte dell'area tecnica. Marco Carli. Da una settimana all'altra il Catania sarà chiamato nella prossima a fare passi definitivi nel percorso di programmazione della stagione prossima. Già cominciato con il lavoro amministrativo legato all'iscrizione e prima ancora con l'offerta per Torre del Grifo e la scelta di Zarbano. Grelle e Toscano si incontreranno, non l'hanno fatto questa settimana e definiranno ulteriormente il progetto. La sensazione, come spesso riportato, è di una volontà reciproca di continuare insieme e di innalzare il livello per il terzo anno di C della società di Pelligra. Le garanzie su una squadra costruita per lottare per vincere. Toscano vuole provare a prendersi a Catania le stesse soddisfazioni che sono arrivate in altre piazze. Servono innesti mirati e serve riuscire a sfoltire l'organico per quei giocatori che non si vuole facciano più parte del progetto. La prossima settimana dovrebbe essere tutto più chiaro, compresa probabilmente la figura del direttore sportivo. Per quanto riguarda Faggiano, comunque smentite in modo netto le voci che l'hanno accostato al Modena. Anche in questo caso i prossimi giorni serviranno a dare un responso. Giugno è un mese importante. I successi della stagione che sta per iniziare dipendono anche dal buon lavoro svolto prima che la stessa stagione entri nel vivo. Nel basket Trapani perde la gara 1 della semifinale scudetto, domani sempre a Trapani in programma gara 2. Franco Cammarasana. Esordio col piede sbagliato della Trapani Shark nella semifinale scudetto. Perde gara 1 ad opera di una Germani Brescia che ha sfoderato una partita perfetta, sotterrando subito Trapani con una gragnuola di canestri da 3, 12 in totale contro appena 5 dei Granata, fino a raggiungere un vantaggio di 17 punti, 33-50, a metà del secondo quarto, grazie soprattutto al trio Ivanovic-Bilan della Valle. Partita comunque avvincente perché Trapani ad inizio del terzo quarto si scrollava di dosso la tensione della prima frazione, imponeva un parziale di 12-0 e si portava sul 59-61. Brescia però rimaneva concentrata in difesa, impediva a Trapani di mettere il naso avanti con i canestri nel finale di Robinson ed alla fine vinceva di un amen, 92-93. Domani sera, sempre al Pala Shark, si giocherà gara 2 e stavolta ci vorrà un Trapani diverso se non vorrà compromettere la sua avventura nella semifinale scudetto. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.